Naturalmente questa interrogazione rivolta a lei nasce da un'intervista rivolta alla sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica, la quale definisce i termovalorizzatori creano benessere, per poi aggiungere questi impianti non sono pericolosi, non inquinano, ma anzi producono ricchezza e appunto benessere. L'interrogazione, quindi la domanda rivolta a lei sorge spontanea, Assessore Scocimarro, cercando di declinare naturalmente questa visione prospettica della sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica sul nostro territorio. E l'attenzione inevitabilmente si rivolge a quello che è l'inceneritore di Tauriano, frazione di Spilimbergo, appunto che è considerato no, non è considerato, è un inceneritore di rifiuti speciali pericolosi. Inoltre mi risulta che i rifiuti conferiti per larga parte, quasi fino al 90%, provengono da fuori regione, quindi diciamo investono tutto il territorio nazionale e oltre. E quindi la domanda in buona sostanza è: quale prospettiva lei intravede per l'inceneritore barra termovalorizzatore di Spilimbergo? Grazie, Presidente. Grazie, prego, consigliere Scocimarro. La domanda era generica, ma specificatamente andava poi a una domanda puntuale, cioè riguardo il termovalorizzatore di Spilimbergo. Allora, gli uffici sono a conoscenza del fatto che la società è in procinto di presentare un progetto relativo a un nuovo impianto, in grado di avere performance ambientali superiori. Tuttavia, allo stato attuale non è stato depositato alcuna domanda. In merito alla segnalata necessità di addivenire all'indipendenza del nostro territorio di produzione di energia estera, si evidenzia che il progetto del Piano regionale di gestione dei rifiuti, adottato in via preliminare con la delibera il 23 dicembre dell'anno scorso, è attualmente in fase di approvazione. Prevede, tra diversi obiettivi, la necessità di pervenire all'autonomia nella gestione del rifiuto urbano residuo. L'analisi dei dati di produzione e di gestione dei rifiuti urbani effettuata nel progetto del piano evidenzia in particolare la carenza in regione di impianti in grado di valorizzare gli scarti derivanti dall'attività di trattamento del rifiuto urbano residuo. Tali scarti chiudono un ciclo di trattamento di impianti di recupero, mentre, come viene fatto anche in altre regioni all'estero, mentre la quota che chiude il ciclo in regione è destinata prevalentemente a discariche e inceneritori con scarsi rendimenti energetici, impianti che si collocano a livello più basso nei criteri di priorità della gestione dei rifiuti previsti dalla legge del 2006. Sotto l'aspetto energetico si ricorda che il piano energetico regionale, approvato nel dicembre del 2015, indica che è necessario recuperare la risorsa combustibile solida secondaria CSS, potenzialmente molto efficiente dal punto di vista energetico, con evidenti benefici economici, evitando il conferimento finale in discarica. Obiettivo del progetto del piano è quindi l'ottimizzazione della gestione del rifiuto urbano residuo prodotto nella nostra regione, del relativo trattamento, sia ricorrendo agli impianti esistenti, sia prevedendo la realizzazione dell'impiantistica necessaria alla chiusura del ciclo di gestione sul territorio regionale. La pianificazione previgente prevedeva che la filiera di gestione dei rifiuti indifferenziati si chiudesse con la produzione del CSS negli impianti di trattamento meccanici e con il suo invio ad impianti industriali quali cementifici, centrali termoelettrica, ubicati sul territorio regionale, prevedendo così la parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali con il CSS. Questo avrebbe consentito inoltre di limitare lo smaltimento in discarica ai soli sobballi derivanti dalle produzioni del CSS costituiti da frazioni non valorizzabili in termini di materia di energia. La previsione di inviare CSS solo in impianti industriali si è rivelata critica, in quanto dipendente dalle regole e cambiamenti di mercato nei settori industriali diversi da quello relativo alla gestione dei rifiuti. La nostra regione dunque non è autonoma nella gestione dell'intera filiera dei rifiuti indifferenziati. L'esportazione fuori regione dei sobballi del CSS non soddisfa il principio di
prossimità degli impianti e far ricadere gli impianti nella gestione dei rifiuti della nostra regione su altre realtà territoriali italiane ed estere. Questo determina l'incapacità regionale di attuare sistemi di economia circolare nella gestione dei rifiuti urbani, aspetto che incide negativamente sul raggiungimento dell'obiettivo del Green Deal europeo. La mancanza degli impianti regionali di recupero energetico dei sovvalli e del CSS determina inoltre dei rischi potenziali in caso di blocco della ricezione da parte delle altre regioni o degli stati vicini, come dimostrato in occasione dell'emergenza sanitaria. La dipendenza delle regioni dalle disponibilità impiantistiche extraregionali e dalle fluttuazioni del mercato causa l'imposizione di regole e prezzi stabiliti da impianti italiani ed esteri, nonché dalle politiche e delle scelte regionali in materia di rifiuti, imposizioni che si ripercuotono direttamente sui cittadini della nostra regione attraverso l'aumento della Tari, che ovviamente non vogliamo. Alla luce delle succitate considerazioni, la proposta pianificatoria relativa alla gestione del rifiuto urbano, residuo prodotto in regione, prevede l'ottimizzazione della fase di trattamento meccanico del rifiuto urbano al fine di garantire il recupero delle frazioni ancora riciclabili, nonché la produzione del CSS da destinare a un impianto di recupero energetico che consentirà di chiudere il ciclo di gestione dei rifiuti indifferenziati in regione. Concludo che, se prodotto nel rispetto delle norme, il CSS può essere un'alternativa meno inquinante rispetto alle sostanze fossili tradizionali e consente al contempo la produzione di energia termica ed elettrica a costi minori. Le risorse impiegate per la produzione del CSS trovano giustificazione solo qualora a valle vi sia un impianto di ricezione dello stesso, adeguato a trattenere materiali di elevata qualità dal punto di vista del potere calorifico, della composizione calorifico, e della composizione a baricentro rispetto agli impianti di produzione, così da ridurre gli impatti e i costi di trasporto. Grazie. Grazie, prego, Capozzella. Grazie Presidente, grazie Assessore. Ovviamente sono soddisfatto della risposta nella parte in cui appunto lei afferma che per il momento il progetto di ampliamento dell'inceneritore di Spilimbergo è sostanzialmente fermo, forse addirittura arenato. Questo, diciamo, potrebbe essere una parziale consolazione al fatto che quell'inceneritore, come abbiamo detto e ridetto più volte, questa qui non è certo la prima interrogazione su questo tema, insiste, diciamo, in un territorio che è, diciamo, il distretto sanitario del Pordenonese, in cui da anni si registrano, diciamo, tassi di mortalità più alti tra Spilimbergo e Magnago, in particolare per quanto riguarda le donne. Quindi il fatto che ad oggi il progetto di ampliamento dell'inceneritore non vada avanti può essere, diciamo, ad oggi una buona notizia. Grazie Presidente, grazie Assessore. Grazie